Scusate, la doppia veste, io chiedo di intervenire come iscritta a questo sindacato. Io sono pure coordinatore nazionale della Sardegna Nazione, ma pure militante e iscritto a CSS, quindi chiedo di intervenire più come iscritto a sindacato che non come leader di un movimento, che è chiaro che tra la CSS e Sardegna Nazione batta una simbiosi metta frequente, a musannare, condivisione dei vari argomenti e così via, però è chiaro che è giusto che le due organizzazioni siano due cose diverse e che su un certo aspetto poi non la possono pensare in maniera diversa. Certo, questo intervento che ha fatto Francesco Casula e questa relazione dell'incomincio del suo segretario nazionale sono stati toccati temi a metà mano, su passa costituente, su passi statuto, su passa l'invasarda e così via. Temi che hanno bisogno di un intervento meta profondo. Quindi allo stoccare a musannare in termini metta ridotto, la biasa si corre sul rischio di narrare cose che poi restano incomplete. Quindi io a toccare semplicemente qualcuno di questi argomenti, ma poi colo su chi mi sta d'accordo, e cioè la vita di questo sindacato e la sorte di questo sindacato. Cioè, mi firmo solo su questa questione costituente, benissimo la mobilitazione pro possa costituente che a questo popolo ha diritto di essere scramato a si pronunziare, però stiamo attenti. Sos che siamo nazionalistas non possiamo stare su chi oggi su comitato dessa costituente el facenne. Tutto andrà bene la mobilitazione, ma non si può tornare a fare che comitato a occasione di interventi scaricate la via su matessi cose adesso schimbe puntos in corte del suo Piemonte. Cioè andare sul comitato dessa costituente a s'imbassare in dainanti a Ciampi e a Berlusconi, secondo me che renare già ponere un vincolo metta mano a su chi la costituente deve essere. Cioè questo è un orgoglio del suo popolo sardo solo su fatto di resessire a fare un'elezione proporzionale del membro costituzionale entro di un Stato già costituito. Questa è una sfida enorme e noi di questa sfida ne dobbiamo essere contenti e ne dobbiamo essere partecipi e protagonisti. E dunque, secondo me, sindacato e organizzazione etnica nazionalista si deve già cominciare a muovere, se è possibile, o a costituire una parte interna sul comitato già esistente nazionalista però, oppure costituire un altro comitato costituente che intentoso, claroso, di affermazione di una nazione che è diversa e che non abbiamo nulla quindi di tornare a petire a sul presidente di un'altra nazione, che essa che non mantiene dei superi su questo zucchero, non è mica un'altra nazione qualsiasi che sta in quasi a uite, è proprio, siamo andati a dite a contrattare che sa controparte, ite dobbiamo scontrattare, e non che batta solo di scontro, non di contrattazione, è tanto questo argomento. Ecco questo argomento principale, non tocco l'argomento limba, che potete questioni particolari e così via, ma lo usamos a toccare magari in carcate occasioni questi argomenti. Oggi io so che in particolare, però intanto può anche la proposta che già ha portato a Giacomo, l'ha mandato sul documento via fax, di partecipare come sindacato a questa manifestazione internazionale che si ha su Battordi in Barcellona. In Barcellona, su Battordi a Manzano, si ha una manifestazione che ha bisogno riunito soldi sul Consiglio d'Europa, praticamente lo scappo del suo Consiglio d'Europa, sono riuniti in Barcellona, si ha una manifestazione sindacale su Manzano e su Zero fatta una tavola rotonda. Il suo documento di Alvigna è già inserita, cioè è stata già posta come presente Corsica, Sardegna, Euskadi, Galizia, Andalusia, Asturias, Canarias e Valle d'Aosta. Cioè, io come non so così è possibile ammannare una delegazione pro tale die
comunque sia, noi siamo in grado di piccare in un documento preparato dal sindacato, visto che Sardegna Nazione è presente che partecipa come organizzazione a sa conseu chi pensa in casa, poi cerco di chiarire un pacchetto di te va succedendo. Allora, e quindi sì, io propongo a questa assemblea che si prepari un documento che poi è appiccato sul sindacato, magari si può incaricare qualche esponente dei Quiles, chi è presente come ente organizzazione del Sospastore a questa sia questa manifestazione sia a su forum che beste per la tardo verso la Sese de Ortaedie, mentre la delegazione della Sardegna Nazione che arriva a la manifestazione che è politica arriva in casa, cioè la conseo si riuniti su Pinnichi in Barcellona sempre e poi su Pinnichi su sei che fatta manifestazione in un arrivano pure isco oppure adesso l'antigloppa isco che fatta paglia treni speciali che partono da Roma, qualcuno da Milano, eccetera eccetera. Comunque è importante, io penso che questo sindacato sia presente in questa iniziativa. Poi ite si costruisce, ite si fraicanne in Europa. Se il fraicanne, forse su chi da metà tempo siamo disperato. Cioè, se sta vero, cominciando a fraicare l'Europa da questa nazione, adesso spopoloso, bisogna verranne piano piano, bisogna resistere. Cioè, sia da questo conseio del sindacato, sia da conseio delle organizzazioni politiche, ha possibilità di entrare su forum e anche proposta da sul simposium della Convenzione Europea. Stiamo attenti, non è una cosa del pacco conto, cioè, per quale motivo? Questa Convenzione Europea come deve preparare il preambolo della Costituzione Europea. In questo preambolo, che è stato già preparato fino a Giacomo, che poi è la Carta di Nizza, spari totalmente sia da organizzazioni sindacali etniche, sia da rappresentanza politica della nazione senza Stato, cioè spari totalmente. Quindi questa azione che oggi è facendo è proprio questa, di resistere a una volta e se vi resistere che siamo appunto voi, siamo già quasi a un punto di essere riconosciuti come forum, e quindi come partecipi a questa convenzione da esse esterno, a questa convenzione europea da esse esterno, cosa che si riunisce in Bruxelles, che ha cominciato a lavorare dal suo primo di marzo. Quindi io penso che il sindacato sardo, che è in pari a tutto il sindacato etnico, praticamente per il sindacato catalano, il sindacato corso, basco, l'ABOC, insomma, che in parte Giacomo conosce già. È importantissimo che quindi la CSS sia presente in questa occasione. Se viene già, come all'ultimo momento non è possibile a mandare un delegato, comunque sia da chi intanto bisogna immediatamente l'adesione in modo tale che il suo manifesto di convocazione di questa manifestazione bisogna pure CSS in pari la CSC che è per esempio la Confederazione Sindacale Catalana, poi l'AB, poi eccetera eccetera. Tutto questo sindacato che sono simili praticamente a suo sindacato nostro. A vero è succedendo una rivoluzione in Europa, cioè questa cosa è funzionando a vero. Oggi entro questa conseo che colleti tutte le organizzazioni sindacali, politiche, culturali, chi vanta due delegazioni, non sono due delegazioni, e potete contare sul Parlamento europeo sopra del suo voto dei 42 deputati europei. Cioè, quindi non è una piccolezza, stiamo costruendo davvero qualcosa di mano. È uno sindacato come questo non che potete chiaramente restare in forza. E quindi questa è la convocazione del manifesto provvisorio di convocazione per l'Europa des Pobles de Travallador, 14 manifestazione, ore 11, eccetera, eccetera. Questi sono documenti che sono stati inviati o promotrice di questa iniziativa di adesione chiaramente sul sindacato locale, cioè sul sindacato su CSC, Confederazione Sindacale Catalana, e chi pede disadesione a questa Confederazione Sindacale Sarda. Io poi di poter toccare il tema direttamente sindacale, ma non entrando in Michele che non fa cosa sindacalista chiaramente, però certe cose non sono, la dobbiamo puntualizzare. Cioè,
bisogna che il sindacato, il CSS, siete più presente in tutte queste iniziative, cioè in senso che abbia basta un comunicato stampa, basta semplicemente sopra di una calesia cosa, te ne scoppato un sciopero di queste scuole. Bene, io che sono iscritto sul CSS, che gli iscritti devo hackere, devo aderire o non devo aderire a questo sciopero? Perché io, ubbido sul sindacato mio, io non sono assolutamente disponibile minimamente a mia castrazzare o da CGL, CILS, UIL, Gilda contro Gilda, Coppas contro Coppas, eccetera, eccetera. Io sono iscritto al CSS, che gli scrive, dai sul sindacato mio, it devo hackere. Quindi basta bene sa presenza, cioè ecco, denaro CSS anche un sciopero, magari potesse pure in concomitanza, che sono dato lo sindacato, ma comunque una iniziativa autonoma, come noi decidimos come sindacato di partecipare a questa manifestazione di Roma, benissimo, abbiamo un comunicato, che non un cappello politico, che naturalmente non distingue da un pacco, che non siamo strumento semplicemente dei cofferati. Andiamo in Dniepro a che Zacoa del sumanto dei cofferati, beh francamente io non vi si può condividere questo argomento, ma solo che Zoannanne a fa che Zacoa a uno sindacato che badate bene, intro dei nocche, sono difendendo è vero questioni che riguardano i travagliatori. Ma questo dal suo punto di vista del suo nazionalista sono un strumento dell'imperialismo italiano, papà chi te hacker, sono la longa manus dell'imperialismo italiano. Se oggi effettivamente non riesce a piccare per uno sindacato etnico che è il nostro, è per quale motivo? Che ha fatto una guerra spietata dal suo sindacato del suo imperialismo italiano. Batte una guerra. Queste cose non abbiamo chiesto, che ponimos in dubbio, tutti gli apparati Soros stiamo ponendo in dubbio. Cioè, tutti gli apparati atto di Michele, del patronato, o del CAF, del controcaf, hanno un controllo sociale incredibile. Chi deve semplicemente bussare la ianna del suo municipio deve hackere di mano sul sindacato. Deve fare su chi deve dichiarare a SINPS chi è meritevole di questa persona lasciata dai SINPS non la può dichiarare in sé, la deve fare tramite un patronato, come è possibile, una cosa sul genere. E tanto è chiaro che lo dobbiamo andare in termini chiari, che noi siamo in stessa mesa a difendere il diritto dei travagliatori, ma in mesa completamente diversa difendendo il diritto della nazione sarda. Cioè questo sindacato è organico a una nazione che è diversa da questa nazione italiana e quindi noi dobbiamo fare che sono interessi della nazione sarda, ben consapevole però che isso sono facendo gli interessi della nazione italiana. Non sono in ocche pro difendere la causa di una nazione che sono manco riconoscono, neanche esistiti, ma non riconoscono neanche l'esistenza e non mi risulta da chi va fatto un sindacato italiano che si è mai pronunziato denaro sardo un diritto nazionale e fino al diritto nazionale hanno una difesa. Cioè, lo abbiamo visto difendendo il diritto nazionale dei scurdos di altre nazioni, non hanno della Cecenia, no, mai, chissà per quale motivo della Cecenia mai difeso, ma fino al sol bascos e così via, lo abbiamo visto in primavera difendendo questo diritto nazionale. E naturalmente sul problema sardo invece non esiste. E tanto io che devo per evitare che abbia siamo a noi come organizzazione Sardegna Nazione a passare a difendere il diritto dei suoi lavoratori, che non queremos supplire a un'azione che deve essere sindacale. E tanto ecco come bisogna questo per esempio questa questione della sposta che deve lo sanno tutto quanto praticamente esautorato del suo posto di lavoro, in questo schinatetto per esempio a sos telegramma. È una questione da difendere, assolutamente, una questione che dobbiamo abbassare subito in primo piano, cioè che è un servizio che è urata a Sardegna. Come questa questione adesso cittesinale, adesso spendolare, adesso ambulante, è una questione importantissima, è il daemeta che non demandano veramente aiuto e solo noi lo possiamo difendere. Questa è una categoria amorfa che non rientra in questa griglia sindacale di CGL, CILS e UIL. È difficile inserire in questa griglia di interpretazione di un sindacato di questo tipo. Questo sindacato invece è diverso da questo, è legato a questa realtà, a questo popolo, nasce da esigenza di questo popolo e le ambulanti sono del suo popolo nostro e noi dobbiamo essere in prima fila allo difesa. Ma questa è stata
è stata pure Sanichele, la questione del solzovano piccoli imprenditori della legge 28, della legge 28. E beh, insomma, fino a in cui bisogna essere come sindacato. Certo, noi come Sardegna Nazione siamo nati che abbiamo spinto a questa maniera nostra, 6 anni, che vite questa regione che l'abbiamo spinta intro e siamo riusciti a entrare, poi poi bisogna via, mi è arrivata una email da l'organizzazione della 28 ringraziando e riconoscendo che se non va a un'azione di questo tipo noi non riusciamo a ottenere nulla o perlomeno la cosa elongata e poi abbiamo fatto, noi abbiamo semplicemente spinto lo carabinieri che prima che l'abbiamo spinto da intro, finito in cui le siamo nati, sono carabinieri mica noi siamo venuti poi a spingere, quindi non a che tasa granché che noi tanto avevamo deciso di caricare e a chi li spinghiamo a chi ti vinta di resistere però a chi ti vinta di resistere però noi siamo grandi. Sì, basta fino a dire che queste cose. E badate bene, questo sindacato ha la possibilità di crescere in maniera metamanna. Ha fatto entusiasmo, ma noi però lo dobbiamo trasmettere questo entusiasmo, lo scriviamo dentro, lo abbiamo fatto questo sempre coraggioso, di non nos accodare a sostenere troppo facile. E tanto, trasmettiamo questo entusiasmo. Funziona. Cioè non è un sindacato che non ha sul terreno di cultura, sul terreno di cultura bestia, bisogna noi riusciamo a lo zappare bene, a lo seminare e a lo coltivare. Buon ringrazio, addio.